Inizia la corsa sfrenata e senza sosta ai vaccini, guardie mediche letteralmente prese d'assalto da genitori e bambini. Il legislatore è stato univoco ed irremovibile. Prima di tornare a scuola, i bambini dovranno fare, secondo quanto previsto dal testo normativo, obbligatoriamente 10 vaccini suddivisi in esavalente, antipolio, tetano, difterite, epatite B, pertosse e emofilo, e tetravalente, parotite, rosolia, morbillo e varicella. In realtà la legge regionale siciliana aveva già stabilito l'obbligo dei 10 vaccini, adesso il tutto è previsto anche a livello nazionale. Non solo i più piccoli ma anche gli insegnanti che dovranno presentare nei termini stabiliti una dichiarazione sostitutiva delle vaccinazioni seguite, ma anche gli operatori del personale sanitario, una profilassi concreta che vuole cercare di preservare la sanità pubblica. La documentazione va presentata entro il 10 settembre per scuole materne ed asilo nido. Per gli altri istituti di grado superiore il tutto va confermato entro il 31 ottobre. In caso di non perfezionamento entro il termine stabilito, i bambini di asilo e nido verranno esclusi. Per gli scolari frequentanti le scuole elementari, medie e superiori continueranno a frequentare. Purtuttavia, i genitori dovranno comunque regolarizzare la situazione dei figli, pena una sanzione che va dai 100 ai 500 euro. Quali Sì. cambiamenti? Ma i cambiamenti sono quelli dovuti al decreto 73 che poi è stato convertito in legge, quindi sull'obbligo vaccinale. Come tutti sappiamo, perché ormai ci sono state diverse trasmissioni, discussioni in merito, i vaccini da 4 passano a 10, gli obbligatori. Bene, noi a dire la verità abbiamo delle discrete coperture, però questo decreto, questa legge ci aiuterà molto a completare la nostra attività. Però per ora si sono avuti diciamo la corsa verso gli ambulatori più che altro per le certificazioni. Devo dire subito che è necessaria solo l'autocertificazione, perché in base a quello che abbiamo stabilito ieri con l'ufficio scolastico regionale, ora tutte le scuole manderanno alle ASP gli elenchi di tutti gli iscritti, e quindi in base a questi elenchi noi vedremo chi sono gli inadempienti e ritorneremo gli elenchi di tutti coloro che sono in regola. Quindi non c'è bisogno, già daremo la conferma noi stessi d'ufficio per i bambini che però per un fatto burocratico è necessario che i genitori presentano l'autocertificazione. Ecco, possiamo considerare questo un passo avanti o una forzatura da parte del legislatore? Negli ultimi tempi, con il nascere di tutti questi antivaccinisti, che poi non supportati da argomentazioni scientifiche, hanno fatto in modo di abbassare le coperture vaccinali. E questo ha creato un grave danno. Noi abbiamo avuto in provincia di Agrigento una piccola epidemia di morbillo, quindi voglio dire, il danno c'è stato, è stato creato, e questo è il rimedio.